Un risultato importante, la macchina organizzativa che ha funzionato, tutta la struttura del Consiglio che è stata assolutamente pronta a questa nuova sfida, quindi il segretario Valente, il dottor Claudio Rizzato, Padoan, Feltrin, che appunto ha costruito anche un sistema che utilizzeremo per le prossime elezioni regionali. Una grande dimostrazione di senso civico da parte dei veneti, una trasversalità nel voto che va ben oltre ad esempio alle elezioni del 2015, elezioni regionali, e adesso sicuramente un lavoro impegnativo da parte del Consiglio. Ci sarà un atto che parte dalla Giunta che verrà valutato e visto con le parti sociali, che poi arriverà in Consiglio e che dovrà essere approfondito dai consiglieri per poi essere mandato a Roma. Quindi un periodo di grande lavoro per il Consiglio regionale per chiedere nuove competenze, nuove risorse, nuove possibilità da parte della Regione Veneto. Il dato dell'affluenza è significativo perché addirittura ci sono più elettori a questo referendum che non alle elezioni regionali del 2015. Questo ci fa pensare su cosa significhi autonomia per i veneti. È anche un risultato che denota come gli elettori del Partito Democratico abbiano partecipato a questa consultazione, altrimenti non ci sarebbero oltre 2 milioni di schede nelle urne questa sera in Veneto, ed è un risultato che impegna subito il Presidente a sgombrare il campo dagli slogan del residuo fiscale, del Sanremo come Bolzano, e per aprire un confronto vero e concreto sull'autonomia che vogliamo e che possa essere un'autonomia utile al Veneto. Quindi lo aspettiamo quanto prima in aula del Consiglio, come si è impegnato a fare, per aprire questo confronto, per coinvolgere gli enti locali e le categorie economiche del Veneto. Come articolo 1 MDP abbiamo condotto una battaglia tanto in Veneto quanto in Lombardia per l'astensione da questo referendum, che è un referendum inutile, che non darà più autonomia e non darà più risorse al Veneto. Lo abbiamo fatto anche in Lombardia, dove non c'era il quorum. In Lombardia l'abbiamo vinta perché 2/3 degli elettori non si sono recati alle urne. Qui oggettivamente era difficile, visto lo schieramento che andava dal Partito Democratico al Movimento 5 Stelle, alla lista Tosi, a tante associazioni di categoria. Rimane un dato politico, quello che da domani dovremo ripercorrere la strada dell'articolo 116 della Costituzione, che io ho votato, per questo non potevo votare no in questo referendum, e Zaia non ha votato contro nel 2001 la Lega e ha votato contro nel referendum. Adesso mi attendo una cosa molto concreta: il ritiro immediato delle proposte di legge per l'indipendenza del Veneto, che sono ancora depositate qui in Consiglio regionale e nulla c'entrano con l'autonomia.